scopre. Esce di strada con l'auto e colpisce il muro di cinta di un'abitazione e non ce l'ha fatta il 19enne di Malcontenta Cristian Stevanato, deceduto nello schianto a Olmo di Mira. E sempre stamattina tragedia anche a Marghera, dove un operaio della Sacaim è morto sul lavoro, schiacciato dalle ruote di un camion. Il 3 aprile 2003 il Comitatone a Roma diede via libera al progetto del Mose, che vide la prima pietra a maggio e pensato già nell'84. I veneziani stanno ancora aspettando. L'ultimo insulto a Venezia, la notte di Pasqua, 2 turisti svizzeri si danno le danze completamente nudi di fronte alla chiesa di San Giacometto, la più antica della città. A Mestre il triste primato nazionale dei decessi per overdose di eroina nell'ultimo anno. L'assessore al sociale Venturini dice: con queste leggi spacciatori impossibili da punire. Clamorosa protesta dell'ex direttore di Sala del Bingo di Piazza Barca, licenziato con moglie e figli a carico, dal giorno di Pasqua vive incatenato di fronte all'ingresso. La Regione, i Comuni di Venezia e Padova difendono con una sola voce il teatro stabile del Veneto, declassato dal Ministero. I numeri sono oggettivi, dicono, e dicono che siamo i migliori. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre con un'ampia pagina di cronaca. 2 tragedie che hanno segnato purtroppo la giornata in provincia. La prima è avvenuta a Mira e parliamo di un nuovo purtroppo incidente stradale mortale con vittima un ragazzo giovanissimo di appena 19 anni. Il signor Palmiro Marcato è stato il primo a soccorrerlo e l'ultimo a vederlo ancora in vita. Io ho visto la macchina, sono uscito, ho aperto la porta che faticavo ad aprirla, ho visto che muoveva un occhio, l'ho mosso, l'ho toccato appena, ho detto stai sveglio, lui ha fatto un respiro, ho visto che era ancora vivo. Ma la tragedia si era già compiuta. L'impatto è stato tremendo, tremendo perché una bomba, povero ragazzo. E ho sentito sto botto e ho visto la macchina che è andata a ficcarsi là, che sono venuto, il cuore mi faceva così, ho detto questo qua si è ammazzato. Abbiamo sentito uno scoppio, un rumore e ci siamo precipitati fuori per vedere. Cristian Stevanato avrebbe festeggiato il suo 20° compleanno tra meno di un mese, il prossimo maggio, oggi il suo ultimo giorno di vita. Aveva da poco salutato il padre con cui viveva a Malcontenta di Mira, chiedendogli l'auto in prestito quando, per cause da chiarire, alle 7 di questa mattina non ha rispettato lo stop lungo via Olmo di Spinea e a velocità sostenuta si è schiantato contro il muro in cemento armato e ferro battuto di questa abitazione al civico 89 di via Malpaga a Mira. Non ha frenato e allora non si sa come sia avvenuto realmente l'incidente, se sia avvenuto da questa strada o da questa, non si sa. Nell'impatto, mentre l'auto carambolava su se stessa, sradicando pure un piccolo leccio, i pezzi di recinzione in cemento armato volavano a oltre 10 metri di distanza, finendo impazziti sopra quest'altra auto in sosta e rompendo i vetri del garage dell'abitazione a fianco. Cristian, gemente, forse chiedeva aiuto. Hanno sentito che c'era ancora il respiro ed era vivo, dopo ho sentito che si lamentava. Lei è stata l'ultima persona che ha visto il ragazzo in vita, è riuscito a sentire che le dicesse qualcosa, qualche frase, una parola? No, era agonizzante. Cristian è morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale, sotto shock 2 comunità, quella di Mira, dove viveva con il padre, e di Camponogara, dove la madre si era da tempo trasferita insieme agli altri 2 figli. E un'altra tragedia, come dicevamo poco dopo, a Marghera. Qui si tratta però di un incidente sul lavoro, un operaio di 55 anni che è rimasto travolto e schiacciato dalle ruote di un camion.
Stava lavorando alla messa in sicurezza di Via Righi a Marghera quando è stata investita in pieno dal mezzo pesante del cantiere. Mauro Morassi, 55 anni, friulano, originario di Zuglio, operaio della Sacaim, è morto dopo essere stato travolto e schiacciato dal camion condotto da un collega di 36 anni di Tavagnacco e dipendente della Friulana Bitumi. In fase di manovra non si sarebbe accorto della presenza del 55enne, per il quale non c'è stato nulla da fare. Inutili per lui ogni tipo di soccorso, è deceduto praticamente al momento dell'impatto verso le 9:30 di stamane. Sotto shock con il conducente del camion anche diversi testimoni, tra cui un altro collega presente sul posto e un automobilista che lavora nei paraggi. Ad occuparsi dei rilievi i tecnici dello Spisal della ULSS 3 Serenissima insieme agli agenti della polizia locale di Mestre. Con i medici dello Spisal anche i sindacalisti del settore edile chiedono chiarezza su quanto accaduto. La salma dell'operaio, che viveva a Sezza, sempre in Friuli, dove lascia la moglie e 2 figli piccoli, ora è stata portata all'obitorio di Mestre. Parliamo adesso del Mose, perché oggi è una data speciale, anche se beffarda. Il 3 aprile del 2003, infatti, il Comitatone a Roma varò di fatto il progetto colossale del Mose. Dopo, nel maggio, e a questo si riferiscono le immagini, 14 maggio 2003, ci fu la cerimonia della prima pietra gettata in laguna, a ricordare lo sposalizio del mare ufficiato dai Dogi, con 350 invitati. Vedete Giancarlo Galan e il premier di allora Silvio Berlusconi. Ma dicevamo, il 3 aprile era il giorno di 15 anni fa in cui il Comitatone a Roma diede il via libera, diede l'ok definitivo al progetto colossale del Mose, e 15 anni dopo e 34 anni dopo il primo disegno, diciamo, del Mose, il primo pensiero del Mose previsto dalla legge di Stato del 1984, 34 anni, diciamo, come prima legge dello Stato e poi 15 anni dal progetto, ancora non c'è una fine per il Mose, come sappiamo, e bisognerà aspettare ancora, nessuno sa esattamente quando, perché l'ultima data del cronoprogramma, dicembre 2018, è destinata a saltare. Tante volte è slittato questa ultima fatidica data, lo ha ammesso lo stesso presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, che guida il commissariamento del Consorzio Venezia Nuova, deciso dopo lo scandalo Tangenti, e che, presentando il suo ultimo libro sulla corruzione, ha detto che i lavori si protrarranno almeno fino al 2019-2020. Un'odissea infinita quella del Mose, di cui ha parlato ieri sera, ospite in una puntata speciale di Ring di ieri sera, anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Sentiamolo. Il Mose, lo diciamo ai cittadini che ci ascoltano, non è un'opera della Regione. Sembra quasi una banalità, no? Dirlo. Ma i cittadini, bersagliati da comunicazione, Mose, scandalo, Tangenti, pensano, o meglio qualcuno furbescamente ha fatto passare l'idea che è un problema regionale. No. Il cantiere del Mose, che vale quasi 5 miliardi di euro, non è della Regione. La Regione non autorizza, ha fatto poco o nulla anche sul fronte autorizzativo. Il cantiere del Mose è dello Stato, governato dal governo, tant'è vero che c'è un commissario adesso nominato anche dal governo. Il Mose è quasi completato, manca un piccolo stralcio, sono 5-10% ancora di lavori. Allora, personalmente, se avessero chiesto a me il giorno che se lo sono pensato, non so... Ne avrebbe detto di no. Ma si figuri, cioè io sono convinto che buttare tutti quei soldi per avere un'opera che non ho ben capito se funzionerà o non funzionerà sia molto rischioso. È un'opera unica, fra l'altro, ricordiamo che non c'è un modello uguale. Ma l'opera, sa qual è il problema più grande che ha? Non ha quello del funzionamento, perché immagino che gli ingegneri siano ingegneri come si può dire, di altissimo standing e bravissimi. Il vero tema è un altro, la manutenzione. Si parla di 80-100 milioni di euro, ripeto, 80-100 milioni di euro all'anno per la messa in manutenzione, cioè quindi per fare in modo che funzioni. Cioè io sto pensando che se avessimo messo 80-100 milioni di euro all'anno su Venezia, avremmo avuto anche i piccioni che iniziavano a parlare veneziano. Io ho l'impressione che non ne faremo una bella figura alla fine, anche su quest'opera, ma soprattutto vedo oggi una grande incertezza su chi pagherà la manutenzione. C'è grosso rischio che resti lì. Sul territorio.
Che debba pagare il territorio. Guardi, io come regione non tiro fuori un centesimo, io non posso, non ce li ho, ma anche se ce li avessi non metto 100 milioni di euro, 80 milioni di euro sulla manutenzione sulla messa in sicurezza e sulla manutenzione del Mose. Non esiste, non esiste. E vai avanti tu che a me viene da ridere, questo sistema qua con me non funziona, è un'opera dello Stato se la gestisca. Da una polemica all'altra, una polemica annosa, quella del Mose, una polemica più recente ma comunque costante negli ultimi anni, quella dei turisti cafoni. A Venezia l'assalto di Pasqua ha riportato altri episodi ormai di veri e propri schiaffi alla città lagunare. Domani siete su internet, di nuovo? Sono svizzeri, no? Al ritmo della musica techno, l'ultimo schiaffo al decoro e alla dignità di Venezia. È la notte di Pasqua in campo San Giacometto, di fronte alla più antica chiesa della città. I due turisti svizzeri ballano felici come mamma li ha fatti, incuranti di essere ripresi da un comprensibilmente indignato veneziano che fa loro persino la cortesia di avvisarli. Finiranno su internet, dove tutto il mondo potrà assistere alla loro discutibile prodezza. Con l'arrivo di temperature più miti, ora si teme che questo sia solo il primo episodio di una nuova escalation del degrado in centro storico. Vogliamo avvertire ancora una volta chi pensa di poter venire a Venezia e comportarsi in maniera incivile, garantisce l'assessore alla polizia locale Giorgio Deste, le punizioni saranno pesanti. Le attività non mancano e non mancheranno, chiaramente anche con la rivisitazione del regolamento di polizia e quello comunale, insomma certamente se sarà opportuno vedremo anche di applicare delle sanzioni amministrative piuttosto significative e quindi esemplari, e che facciano quindi da monito per tutti coloro che pensano di non poter osservare quelle che sono le regole comuni. Il weekend lungo di Pasqua ha intanto messo ancora una volta a dura prova i nervi dei residenti, non solo per la maleducazione di alcuni tra i turisti, ma soprattutto per il loro numero. 215.000 tra domenica e lunedì, secondo la Polizia Municipale, abbastanza da far sentire i veneziani sotto assedio. ACTV ha messo in campo l'intera flotta per garantire 200 corse bis nei 2 giorni. Ciononostante i vaporetti partivano stracarichi e le code agli imbarcaderi hanno spesso superato la mezz'ora. E in molti sono tornati a invocare il numero chiuso, almeno per alcuni giorni dell'anno. Non è una polemica ma una vera e propria piaga tragica, quella delle morti per overdose nella terraferma mestrina, che è diventata di fatto nel suo hinterland la capitale d'Italia di questa particolare, tragica specificità. Con 21 morti di overdose negli ultimi 12 mesi, a Mestre al suo hinterland va il poco invidiabile primato italiano delle vittime di eroina, che nella terraferma veneziana hanno superato anche territori ben più popolosi come quelli di Napoli o Torino. Una statistica segnata dall'anomalia della cosiddetta eroina gialla, che ha provocato 12 decessi tra i mesi di settembre e dicembre a causa di una concentrazione di principio attivo molto più alta del normale. Come amministrazione comunale, spiega l'assessore al sociale Simone Venturini, stiamo cercando di affrontare il fenomeno da 2 versanti. Il primo è naturalmente quello della repressione degli spacciatori. Oggi abbiamo delle persone nel territorio che stanno venendo in qualche modo tormentate di più rispetto al passato grazie agli interventi che il sindaco ha messo in campo. Alcune espulsioni sono state fatte grazie all'accordo col capo della polizia, servono però pene diverse, leggi diverse e poteri diversi ai comuni. Oggi purtroppo i comuni assistono impotenti alla rimessa in libertà di queste persone subito dopo l'arresto. È inaccettabile, è immorale e su questo chiediamo l'intervento del governo. Il secondo versante è quello dell'educazione e del dialogo, con diversi progetti rivolti in particolare ai più giovani. L'amministrazione sta portando avanti un intervento educativo con i giovani e con gli adolescenti, un intervento di, tra virgolette, unità di strada nel territorio per andare prossimi ai consumatori, cercando di convincerli che insomma non è il massimo fare questo genere di cose. Resta forte la polemica da parte dei sindacati di polizia sulla sicurezza in aeroporto a Venezia. E allarme all'aeroporto di Venezia. La denuncia arriva niente meno che dal sindacato di polizia UGL, considerati 3 differenti episodi in cui nell'arco di pochi giorni l'uno dall'altro 3 diverse persone sono riuscite a scavalcare il cordone della sicurezza aeroportuale prima e la stessa recinzione all'interno dello scalo dopo, senza che nessuno se ne accorgesse e intervenisse. L'ultimo episodio risale alla notte di Pasqua con un senza tetto multato di 2.000 euro perché era riuscito a dormire all'interno del perimetro dell'aeroporto vicino alla catasta dei pellet in metallo usata per caricare la merce nelle stive degli aerei. Il clochard scoperto 9 ore dopo l'occupazione.
Speriamo che questo non accada, perché in questo momento così delicato, abbiamo visto gli ultimi episodi, è appunto da augurarci che questo ahimè non accada, perché siamo in un brutto momento. Perché appunto qui il problema non è tanto il fatto di dire non c'è la polizia è arrivata tardi, è arrivata dopo purtroppo, perché ovviamente era impegnata nei soliti controlli di routine, che noi diciamo soliti ma sono importantissimi per la sicurezza di tutti quanti, solamente che è arrivata tardi. Al Marco Polo gli agenti in servizio sono complessivamente 150, con 19 e 20 agenti per turni di lavoro, troppo pochi per gestire un flusso di passeggeri in transito quasi raddoppiato da giugno scorso, denuncia sempre il sindacato di polizia. È il problema che sta vivendo l'aeroporto di Venezia, cioè che il numero di forze dell'ordine rispetto a quello di passeggeri è metà rispetto a quello degli altri aeroporti più importanti come Roma e Milano. Di conseguenza, di fronte a un aumento esponenziale di questo numero di passeggeri, ormai non ce la facciamo più, e questi sono i risultati. Adesso la pubblicità. Rieccoci in studio, TG di Venezia, e adesso la lira di tutto il mondo culturale veneto e veneziano contro il declassamento del Teatro Stabile del Veneto. Se tu hai tutti 7 nei compiti in classe, un paio di 9 nelle interrogazioni e poi il quadrifinale prendi 4, mamma e papà chiedono perché. Il Teatro Stabile del Veneto, i suoi soci, la Regione e i 2 comuni di Venezia e Padova chiedono trasparenza sulle ragioni del declassamento di questa istituzione da parte del Ministero dei Beni Culturali, che le ha ritirato la qualifica di teatro nazionale retrocedendola a teatro di rilevante interesse culturale. Questa penso sia una scelta politica, una scelta a danno di un sistema culturale del nord-est che invece merita di avere un teatro nazionale. Dal 2014 al 2017, ricordano da Palazzo Balbi, il Teatro Stabile ha aumentato le produzioni del 217% tra la sede veneziana del Goldoni e quella padovana del Verdi. Il numero di artisti scritturati ha segnato una crescita del 139%, le giornate recitative hanno registrato un più 56% e gli spettatori un più 42%. Il tutto a fronte della percentuale di autofinanziamento più alta d'Italia, superiore al 50%. Questo è uno dei teatri che si autofinanzia, anzi è il numero 1, quello che si autofinanzia di più a livello nazionale. Ci sono teatri come il Teatro di Napoli, San Carlo, che si finanzia per il 17%. L'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari ha chiesto quindi un incontro col ministro Dario Franceschini per chiedergli le ragioni di questo declassamento non motivato da criteri oggettivi. Il tema vero adesso è la trasparenza, cioè chi si è assunto la responsabilità di una scelta francamente sbagliata deve dirci perché, e deve dirlo sulla base di numeri. Tenete presente che quasi il 30% di tutto il giudizio è formulato sulla base di criteri soggettivi, quindi mi piace o non mi piace, ma sul mi piace o non mi piace, sapete, molte cose potrebbero cadere e accadere. Al declassamento non corrisponderà automaticamente una riduzione dei finanziamenti. Qualunque cosa succeda, precisano dal teatro, la nostra prima preoccupazione sarà quella di mantenere i posti di lavoro. Licenziato, si incatena per protesta fuori dalla sua ex sede di lavoro, accade a Mestre in Piazza Barche. Da quanto sei incatenato? Domenica dalle 17 di domenica. Pasqua. Giorno di Pasqua. Licenziato dall'oggi all'oggi senza saperne il perché, Vincenzo Famà, 47 anni, 2.000 euro di stipendio per quanto pignorato, ex direttore della sala bingo di Mestre di Piazza Barche, da Pasqua bivacca incatenato fuori dal locale come segno di protesta. Fino a qualche ora fa era un padre come tanti con una famiglia come tante, racconta in preda alla malcelata disperazione. Quanti anni hanno i suoi figli? Mia figlia ha 12 anni e 10 anni. Mia moglie è stata mia collega al bingo per tanto tempo e non riesce a trovare lavoro, non riesce a darmi una mano, cerca lavoro ma alla fine di fatto sta curando i bambini e quant'altro. La casa è in affitto dove stiamo pagando anche degli affitti arretrati per situazioni pregresse in cui ci siamo ritrovati anche in difficoltà. Si parla di 4 anni di stop, di interruzione col lavoro saltuario, per cui stiamo pagando condominio arretrato, affitti, stiamo facendo i salti mortali. Prima del licenziamento i segnali che non facevano presagire nulla di buono. Da demansionamenti vari e da un mobbing nei miei confronti mi ha fatto capire che probabilmente la mia figura professionale andava scomparendo.
Qui tutti lo conoscono e sono in pena per lui, a cominciare dai poliziotti che, preoccupati, passano e si fermano per chiedergli se ha bisogno di qualcosa, insieme agli ex clienti che hanno formato un cordone di solidarietà. E vederlo il giorno prima tutto incravattato e il giorno dopo vederlo come un barbone, ci chiedevamo come mai. E mi dispiace perché è una grandissima persona, meravigliosa. Mentre dentro, in sala bingo, i colleghi dell'ex dirigente starebbero subendo stalking. A tutti pare sia arrivata la telefonata di non parlare del caso con noi giornalisti, ma questa addetta di sala due cose ce le dice. Tra voi vi dite che potrebbe succedere malauguratamente, la speranza è che non accada mai, ma che potrebbe succedere anche a qualcuno di voi, come è successo a lui? Sì, adesso non si sa mai. Allora le immagini, siamo allo sport della importante vittoria, una Pasqua dolce, decisamente dolce per la Reyer Venezia che ha sconfitto Avellino con un +14 grazie soprattutto a un grande secondo tempo, nonostante le assenze di squadra. È stato il gruppo che ha portato a termine la vittoria, che ha portato appunto alla vittoria i coach di Walter De Raffaele, schiantando i lupi di Avellino e quindi giocando la partita che ha portato alla vittoria a +14, quindi un Walter De Raffaele che dice possiamo andare lontano, e si avvicinano ovviamente i play-off, si avvicina alla fine della stagione, quindi i campioni d'Italia sono tra i candidati per la finale e per cercare di bissare lo scudetto. È davvero tutto da Venezia, adesso però vi ricordo 20:10, dopo il telegiornale di Treviso si parla di politica, si parla della corsa Casiugana 2018 a Treviso con uno dei candidati sindaco, Claudio Alessandri, candidato sindaco per Centro Democratico. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Una perturbazione atlantica porta a un diffuso maltempo sulle nostre regioni con possibili fenomeni anche intensi. Vediamo il dettaglio di mercoledì 4 aprile. Sulle Veneto sin dal mattino molte nubi con precipitazioni sparse ma frequenti, localmente anche di moderata intensità. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 10 e i 13 gradi circa. Sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, cielo molto nuvoloso con piogge diffuse un po' ovunque, anche forti in nottata. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 12 e 14 gradi. Poche novità, anche sul Trentino Alto Adige sarà una giornata all'insegna dell'instabilità con piogge diffuse un po' ovunque. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime comprese invece tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.